Ed ecco la situazione meteorologica. L'ingresso di aria fredda proveniente dal centro Europa si fa più deciso oggi, ponendo le basi per una settimana dai connotati prettamente invernali dal punto di vista termico. Cielo parzialmente nuvoloso con velature estese quasi su tutta la nostra regione, anche durante il pomeriggio. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali sui versanti marittimi di Genovese e Savonese, deboli al più moderati ma sempre da nord sui restanti settori. Ne consegue mare stirato sotto costa, molto mosso agitato al largo, specialmente sui settori occidentali del Mar Ligure. Temperature in ulteriore calo, le massime sulla costa non andranno oltre i 10 gradi. Per domani, martedì 6 gennaio, la Limet prevede una giornata molto simile a quella di lunedì, con la possibilità di banchi di nebbia mattutini ed episodi di galaverna sui versanti padani del nostro entroterra. Cieli velati sui restanti settori, possibile aumento della nuvolosità tra il pomeriggio e la sera, specialmente sull'estremo ponente, ma senza fenomeni associati. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali con locali rinforzi di burrasca sul settore centro-occidentale costiero. Mare stirato sotto costa, molto mosso al largo, le temperature stazionarie ma sempre con valori molto rigidi. Sono previste gelate diffuse nell'entroterra e localmente nelle vallate genovesi e savonesi, gelo in quota anche nelle ore diurne, massime diffusamente inferiori ai 7 gradi sulla costa centrale. Terminiamo con un cenno alla previsione per mercoledì 7 gennaio, nuvolosità in transito sugli estremi della Liguria tra la nottata e la prima mattina, con possibili episodi di nevischio sulle creste appenniniche del Levante, miglioramento delle condizioni meteo nel pomeriggio, cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Liguria, vento forte da nord e temperature stazionarie o in ulteriore calo.